E ora la rubrica dal vostro inviato. Ai nostri microfoni l'appello di un'associazione culturale di Cagliari, Assemblea Nazionale Sarda, per riqualificare l'area di Palabanda alla fine del tratto pedonale del corso Vittorio Emanuele II nel centro del capoluogo, con il restauro dell'arco e l'acquisizione del terreno vicino per realizzare un giardino della memoria. Attualmente, spiega l'associazione, l'area versa in uno stato di degrado e mancano indicazioni della storicità del luogo. Sentiamo questo contributo. Una proprietà privata al momento, ma l'interesse nostro sarebbe quello che appunto il comune riuscisse ad acquistare quest'area per farne un giardino dedicato ai martiri della sarda rivoluzione. Noi come Assemblea Nazionale Sarda è diventato il luogo dove fare una commemorazione di queste persone che diedero la vita appunto per degli ideali, e noi ogni anno qua il 28 aprile veniamo a celebrare Sadia e Sa Sardegna, lasciamo una corona di fiori dedicata appunto a questi personaggi storici importanti della Sardegna. Il Comune, attraverso l'assessora alla cultura Maria Francesca Chiappe, chiarisce che il 30 ottobre il sindaco Zedda e io siamo stati all'Arco di Palabanda in occasione di una commemorazione organizzata dalla nuova Università della Terza Età. Ci è stato chiesto di ripristinare la targa spazzata via durante un temporale, cosa che sarà fatta quanto prima. Quanto alla riqualificazione dell'area, è sicuramente un tema che sarà messo nell'agenda del Comune.